Come andrà la votazione del progetto di legge regionale sul fine vita, approvato in Consiglio su iniziativa popolare di Liberi Subito, con la consegna il 30 giugno di oltre 9.000 firme raccolte in tutto il Veneto. L'arrivo in aula è fissato per il 16 gennaio, ma è ancora difficile prevederne l'esito. L'intergruppo formato da Liga Veneta e Lista Zaia, che da solo rappresenta più della metà dell'assemblea, ad esempio, appare letteralmente spaccato e molto del risultato finale potrebbe dipendere dalla scelta di far esprimere i consiglieri col voto palese o col voto segreto. L'associazione Luca Coscioni intanto si è riunita in assemblea a Mestre per fare il punto della situazione alla vigilia di un passaggio sul quale sono puntati gli occhi a livello nazionale. Non debba più essere tollerato che una persona è costretta a soffrire contro la propria volontà. Servirebbe a livello nazionale una buona legge per la legalizzazione dell'eutanasia. Almeno in Veneto c'è l'occasione di approvare la legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito, che dà tempi e modalità certe per l'aiuto alla morte volontaria. A Mestre, accanto a Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, c'è anche Mina Welby, vedova di Pier Giorgio Welby, divenuto un simbolo della libertà di scelta. Affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, Welby morì nel 2006 dopo aver vissuto gli ultimi 9 anni collegato ad un respiratore automatico. A un certo punto mi disse il Calibano deve andare avanti. Io pensai che era il suo blog. Invece poi ho capito, quando gli è stato proibito il funerale da parte del vicariato, ho capito che lui voleva un'altra cosa, voleva che io portassi avanti quello che lui non era riuscito a finire. Un malato che fa una richiesta della verifica delle proprie condizioni non può attendere da 1 anno ai 2 anni, perché è un malato che ha delle sofferenze intollerabili, quindi la verifica delle condizioni deve essere fatta in modo preciso certamente, ma in tempi brevi, e di questo tratta la proposta di legge che sarà discussa e che speriamo diventi legge in questa regione.